Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati allo speciale di friulitv.net con gli ospiti. Tra qualche istante ci collegheremo con Giuseppe Napoli, presidente Federanci Sanità del Friuli Venezia Giulia, anche per fare il riassunto di quello che è accaduto a Parma in questi giorni, dove c'è stata l'assemblea nazionale appunto dell'ANCI. Ma parleremo tra poco con lui. Due veloci aggiornamenti proprio di cronaca in presa diretta, ne abbiamo già dato in battuta veloce. È stato ritrovato nel pomeriggio a 2 chilometri circa a sud-ovest del castello di Duino il corpo senza vita del 52enne disperso in mare da lunedì pomeriggio insieme al padre, il cui corpo, ricordiamo, era stato subito ripescato, anche lui purtroppo senza vita, di 80 anni, dai soccorsi, e l'uomo insieme alla barca sono stati recuperati in fondo al mare, ripetiamo 2,5 km sud-ovest di Duino, nel Golfo di Trieste. In questi minuti, insomma, si stanno riportando a riva il corpo senza vita dell'uomo, che poi sarà, insomma, ricomposto nella cella mortuaria di Monfalcone a disposizione poi dei familiari per le esequie. Si chiude purtroppo tragicamente questo incidente marittimo accaduto lunedì pomeriggio, mentre dobbiamo sottolineare che nel pomeriggio c'è stato un intervento da parte del soccorso alpino in Carnia, dove un uomo del 65 residente a Tolmezzo si è infortunato mentre stava percorrendo il sentiero che conduce alla falaise del Tetto. È caduto in un burrone, praticamente è riuscito per fortuna a mandare il messaggio. La caduta comunque è stata abbastanza diciamo così attutita anche dai sassi e dalla vegetazione, 4 metri almeno, così ci dicono dalle prime informazioni d'altezza. Ha riportato diversi traumi, è stato recuperato dal soccorso alpino insieme all'elisoccorso regionale e trasferito a Udine. Pare, ripetiamo, non dovrebbe essere, almeno secondo quello che c'è giunto in redazione, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Comunque forti traumi per lui. E allora andiamo subito a salutare il nostro ospite Giuseppe Napoli. Eccolo qua. Buon pomeriggio Giuseppe, grazie ancora per la tua partecipazione. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Allora, ho parlato in apertura che c'è stata, anzi che c'è tuttora in corso questa 4 giorni dell'Anci Friuli, nell'Anci nazionale, no? In quel di Parma. Ieri c'è stata la visita del presidente Mattarella, questo pomeriggio, mentre stavo andando in onda, la presenza del premier Draghi. Friuli Venezia Giulia rappresentato in massa, chiaramente con il buon Giuseppe Napoli in prima linea anche come numero uno di Feder Sanità. E allora Giuseppe, volevo chiederti com'è andata questa trasferta parmense? Ecco, cominciamo col dire che si è tornati a rivedersi in presenza e già questa è una prima notizia. L'anno scorso l'assemblea, la 37esima assemblea dell'anno scorso è stata fatta via web, francamente è stata dura anche come dire, per lo spirito anche di preoccupazione che aleggiava tra gli amministratori di tutta Italia. Quest'anno a Parma ci è parso di cogliere una grandissima voglia di ricominciare, di rimboccarsi le maniche. E la seconda notizia, secondo me importante, che viene da Parma è che le massime cariche dello Stato, quindi il Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente del Consiglio Draghi e i ministri competenti, a cominciare dal Ministro degli Interni Lamorgese, che riguarda il sistema dei comuni, ma non solo lei, anche tanti altri ministri, hanno ricordato l'importanza e l'essenzialità del ruolo dei comuni durante la fase della pandemia e quanto è stato fondamentale l'apporto delle comunità locali, quindi delle amministrazioni anche della più piccola
comunità sperduta in campagna o in montagna o nelle colline per dare forza nei momenti di difficoltà che questo paese ha avuto. Quindi un riconoscimento serio, questa è stata la prima considerazione. La seconda Certo. considerazione invece riguarda, Omar, riguarda le prospettive, perché i nostri telespettatori sicuramente ne hanno sentito parlare in questi ultimi mesi. Si parla molto di PNRR, che è il Piano Nazionale per la Rinascita, la ricostruzione e la resilienza. Questo termine, come dire, abbastanza desueto, ma che significa la voglia di riprendere, di ricominciare. Ecco, in realtà si tratta di circa 200 miliardi, una cifra enorme, difficile anche come dire, da immaginare, che il sistema Paese Italia dovrà spendere e rendicontare all'Unione Europea entro il 2026. È quasi una mission impossible. E allora Ecco, qui una vengo. cosa importante, se permetti Giuseppe, da sottolineare, tecnicamente i soldi possiamo dire ci sono sulla carta, però prima che arrivino bisogna che noi facciamo un business plan per essere tanto, per parlare un po' potabile, visto che va molto di moda gli hashtag negli ultimi anni. Guarda, direi che non solo bisogna immaginare una buona progettazione, ma questa volta bisogna essere in grado di realizzarla, guai se no, perché i soldi, come dicevi giustamente, non ti verranno dati tutti all'inizio e poi li rendi conti. Ti verranno dati col contagocce, perché vogliono effettivamente capire se sei in grado di spenderli, e ti controlleranno in maniera quasi ossessiva la capacità che tu hai di programmare e di realizzare. E qui viene Certo. il primo aspetto critico che tutti gli amministratori, al di là delle appartenenze politiche, che pure ci sono, attenzione, lo dico ai nostri telespettatori, non è che, come dire, l'assemblea dell'ANCI è un'assemblea, come dire, che è completamente omogenea, ci sono grandi differenze anche ideologiche e politiche, però su questo punto devo dire c'è stata veramente una straordinaria capacità di trovare una sintesi e di dire senza giri di parole, senza se e senza ma, che se il sistema dei controlli, cioè quello che lo Stato, come dire, pretende per la regolarità formale dei provvedimenti, rimane così come è impostato, praticamente sarà impossibile riuscire a investire quella montagna di soldi. E quindi che cosa si è chiesto, per tradurlo proprio banalmente così i nostri telespettatori capiscono? Non di non avere i controlli, di avere controlli concentrati, invece di averne 5, fare uno ma che possa ricomprendere le 5 fasi della progettazione, perché ogni fase di progettazione spesso significa da 3 mesi a 6 mesi, 50 giorni, 60 giorni, il che significa praticamente rallentare notevolmente. La seconda cosa, e chiudo, non si sono mai viste, almeno annunciate, tante risorse pubbliche sul sistema dei comuni e sul sistema delle infrastrutture nel nostro paese e, perché no, anche nella nostra regione. E questo è un'opportunità straordinaria. Saremmo degli scellerati se non sfruttassimo questa capacità. Significa, l'alternativa a questa cosa, è giusto che si sappia, è un grandissimo debito pubblico fra 10-15 anni. Cioè, se noi non siamo in grado di utilizzare questi soldi e di saperli spendere e di saper far crescere il PIL in questo paese, il rischio è che noi ci troveremo fra 10 anni terribilmente indebitati e praticamente impossibilitati a Certo. gestire un paese sarà più invecchiato e con tante risorse buttate via non in maniera appropriata. Certo. Senti Giuseppe, la cosa importante da sottolineare, ma l'hai già detto tu, però magari sai, ogni tanto qualcuno è sordo e non capisce bene. Facciamo un esempio, la prima tranche arriva, lo Stato prende i soldi dall'Europa per fare gli investimenti richiesti come acconto, usiamo questo termine, però alla fine potrebbe funzionare un po' come in una ricevuta, anzi in un anticipo fattura, tanto per essere chiari, dove vai a rischio che se il cliente non ti paga la ricevuta bancaria, la banca ti richiede immediatamente i soldi e ti blocca tutto il resto, i castelletti e i fidi in corso, no? Tanto per parlare chiaro. No, no, Omar, hai detto esattamente come possono essere le cose, cioè l'Europa ti dà questi soldi, li dà il sistema Italia. L'Italia a sua volta a livello nazionale, centrale,
ha istituito una vera e propria cabina di regia, ma di quelle molto toste e pressanti, per cui le singole amministrazioni regionali, e qui poi entrano in scena i comuni, e i comuni soprattutto, o riusciranno a dimostrare una vera capacità di spesa e di investimento, oppure è evidente che questo rischia di rallentare tutto il percorso. Non credo neanche che si arriverà all'Europa che ti taglia i fondi, credo che sarà lo stesso sistema nazionale che ti monitora, e se tu non sei in grado di investire, come dire, gira subito la sua attenzione altrove e ti dice: Certo. guarda che qui l'opera o va finita oppure noi dobbiamo investire da qualche altra parte. Cioè, il Senti, segnale... voglio fare un po' il cattivo. Non è che magari queste cose vengono applicate in particolare nella lontana provincia dell'Impero, mentre in altre zone d'Italia comunque si fa Sarà e Viodareni, insomma, tanto per essere chiari. Omar, se non fossi Sapete che come io... funziona in Italia, tanto per essere chiari. Omar, pur essendo un friulano ormai d'adozione a tutti gli effetti, Ecco, vediamo un attimo che è chiaro. sparito il nostro... ecco, No, scusa Giuseppe, eri un attimo sparito anche con l'audio. no, volevo dire che è possibile, Mm. possibile che succedano queste cose, ma io sarei un po' più preoccupato, nel senso che uno dei problemi più grossi che le amministrazioni pubbliche stanno incontrando, sai qual è, Omar? La mancanza di personale specializzato, mi riferisco per esempio a geometri, periti, ingegneri, architetti, esperti in digitalizzazione, informatici. Sono tutte qualifiche che mancano nella pubblica amministrazione. Voi direte, ma non è possibile, abbiamo tanti impiegati. Forse avremo tanti impiegati, ma non abbiamo tanti impiegati con questa qualifica, e sono quelle le persone che poi dovranno in qualche maniera smazzarsi le carte, o smazzarsi, Speriamo. come dire, tutti gli atti che vanno trasmessi con fortissima capacità anche di digitalizzazione di questi Certo. progetti. Eh, su Ecco, A- abbiamo un po' il segnale ballerino, come si dice in questi casi, no? Il nostro ospite va e viene, comunque stava spiegando bene, insomma, quello che è la situazione per quanto riguarda, insomma, questo PNNR con i soldi, insomma, che verranno dati, stanziati, però dovremmo essere bravi noi, come si dice, a saperli usare bene, altrimenti come ce li danno rischiamo di ritornarli subito e con gli interessi a parte, poi non vedere tutto il resto. Senti, certamente. Giuseppe, per quanto riguarda, restiamo nella lontana provincia dell'Impero, dunque dentro gli Aghi Santis. Senti, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, che investimenti secondo te da qui a 5 anni, usiamo questo, o a 10 anni, tanto per prendercela un po' con comoda, che investimenti bisogna fare per rilanciare questa regione, cioè infrastrutture, Posso dire. zone industriali, turismo, qual è la cosa prioritaria? Beh, ma più che dirlo io, lo ha detto la Giunta regionale approvando il documento che è propedeutico all'utilizzo dei fondi del PNRR, cioè credo che spetti alla regione come organismo politico, l'ha già fatto. Il presidente Federica e l'assessore Zilli hanno illustrato in maniera puntuale quali sono le poste su cui si punta. A me preme sottolineare, visto che il mio mondo è il mondo della salute in particolare, preme sottolineare un aspetto. Noi abbiamo bisogno, soprattutto perché l'abbiamo provato sulla nostra pelle con questa pandemia, abbiamo bisogno di rafforzare la tenuta delle strutture ospedaliere, quelle i principali, gli ospedali, come dire, veri, quelli che sono hub, che sono sostanzialmente i grossi ospedali che assorbono l'onda d'urto, ma abbiamo soprattutto necessità di far partire una vera rete di servizi territoriali, cioè più che parlare di medicina sul territorio dovremmo necessariamente cominciare ad applicarla, e qui cominciano i primi problemi. Il ruolo dei medici di medicina generale, e questo deve essere cambiato, perché non possiamo continuare ad avere figure, come dire, che sono a mezza strada, un po' liberi professionisti, un po' figure, come dire, che dipendono dal sistema pubblico, quindi in qualche maniera vanno trovate soluzioni. E c'è un aspetto che ci riguarda tutti: la carenza di personale sanitario. Mi riferisco non solo ai medici, infermieri, OS, sono tutte categorie che sono fondamentali, perché la nostra regione è piccola ma sta invecchiando in maniera molto veloce.
e fra 10, 15, 20 anni questa sarà una regione dove le persone anziane supereranno abbondantemente le persone attive, quindi avremo necessità, quindi avremo necessità di migliorare la qualità dei servizi soprattutto per far vivere di più, ma anche per far vivere meglio le persone anziane, perché certo. qui il tema non è vivere di più, il tema è come vivi. Certo, non sfuggo alla domanda che mi hai fatto, dove investire? Io avrei una domanda, una risposta secca, in infrastrutture e nel tema infrastrutture io non avrei dubbi, comincerei dalle infrastrutture digitali, cominciare da questo nostro collegamento che è ballerino, che significa che sia dove abiti tu o dove sei tu, sia dove sono io, probabilmente non c'è ancora la banda larga. Beh, Non io abbiamo... te posso tranquillamente confermare perché seppur ci sia il 5G, visto che va tanto di moda, c'è scritto 5G, ma forse siamo a 3G, tanto Sì, per essere chiari. No? ma qui il tema non è tanto le sigle, il tema è che ci vuole un sistema autostradale, tra virgolette, della digitalizzazione, perché noi possiamo sopperire anche con i wifi, con i G, 4G, 5G, ma quelli sono, come dire, sopperisco al vero problema, manca l'autostrada. Ecco, noi dobbiamo creare le infrastrutture digitali che consentono anche nel posto più piccolo, più sperduto di questa nostra regione, di poter agganciare quel nucleo familiare, quella famiglia, quella struttura economica, anche perché questo, e qui vado alla seconda risposta, significa che si può continuare a vivere anche in montagna, anche in pianura, anche in collina, anche in posti con 300 abitanti, perché poi anche a svolgere attività che hanno, come dire, possibilità di essere sviluppate anche in termini di Certo. informazione. Se invece cominci ad avere questa carenza, sei costretto a spostarti e quindi c'è come dire, uno spostamento nei pochi centri che sono in realtà dotati di queste infrastrutture. La seconda Restando in cosa... tema, restando in tema infrastrutture, perché proprio ti faccio la domanda diretta, visto che interessa l'area dove abiti tu, insomma, quella zona, famosa zona della Bassa Friulana o Riviera Friulana, come viene chiamata oggi. Il cosiddetto raddoppio della vecchia linea triestina, cioè con l'alta velocità. Sono anni ormai che si parla, ci sono tracciati più a nord, più a sud rispetto alla linea storica, addirittura chi la vuol far passare attraverso le zone balneari, dunque da Venezia scendendo giù verso Jesolo, Caorle, Bibione, Lignano Grado e via dicendo. Ecco, onestamente, secondo te, quando vedremo correre per la prima volta un treno ad alta velocità nella nuova linea diretta Venezia-Mestre, Trieste centrale? Più che risponderti dovrei fare un augurio. Un augurio è che Forse io e te non ci soprattutto... saremmo, forse. No, beh, io sicuramente sono più anziano di te, quindi toccherebbe a me assentarmi, ma il tema è un altro. Il tema è che in una tratta che si è no, diciamo di 160-200 chilometri, grosso modo, da Venezia fino a Certo, Muggia, per capirci, e noi dobbiamo conciliare due cose: l'alta velocità e anche la possibilità di dare servizi a tutte le aree intermedie. Altrimenti, in realtà, cosa stiamo facendo? Stiamo riportando centralità nei grossi hub e quindi l'hub è Mestre, Venezia, l'altro hub finisce per essere, dico io, Trieste e tutto il resto del mondo come lo raggiungiamo? Visto che quindi il tema è migliorare le infrastrutture ferroviarie, significa non necessariamente che vadano a 200 all'ora, possono andare anche a 170, a 180, ma già nei prossimi anni eliminare per esempio le curve che ce ne sono ancora sul tracciato Venezia-Trieste, cito quello che conosco meglio e che andrebbero in qualche maniera evidentemente sono preoccupanti e certo. rallentano, e soprattutto migliorare anche le strutture, le stazioni cosiddette che se invece di essere recuperate sono state quasi tutte dismesse, quelle di centri di media importanza, e creare anche delle possibilità che in questi medio centri, penso a Cervignano, penso alla Tisana, cito questi perché hanno le spiagge dietro, andando verso il Veneto penso a Portogruaro, cioè tutte queste strutture vanno riqualificate, rafforzate e dotate di servizi. E poi, e concludo, il tema non è collegare velocemente solo Mestre e Trieste, il tema, ripeto, e lo dirò fino alla noia, è dare servizi anche a tutte le parti del territorio che stanno prima di Mestre e prima di Trieste. Penso a Certo. Monfalcone, e quindi la mia risposta è infrastrutture sì,
ma non creiamo, come dire, situazioni anche, come dire, che possono essere suggestive. Pensare a una, come dire, a una ferrovia lagunare con le ipotesi ambientali, io non sono un esperto di queste cose, che mi dicono che il livello del mare potrebbe crescere nei prossimi 50 anni a livelli per cui mi ritrovo una parte della pianura allagata. Non so se è proprio una soluzione ottimale dal punto di vista della progettualità a grande distanza. Cioè, forse è molto più saggio investire con intelligenza presto, nei prossimi 10 anni, migliorare, riqualificare completamente le strutture che ci sono e recuperare anche quelle fasce secondarie che erano state abbandonate, che invece potrebbero avere un loro senso per spostare fasce di traffico dalla strada, dalla gomma sulla ruota, sulle rotaie, e soprattutto spostare più possibile a camion, camion a rimorchi, eccetera, e quant'altri dalle autostrade verso le ferrovie. Certo. Queste sono le cose che Sfondi ci una porta aperta con me su questo discorso. Ma secondo te, Giuseppe, manca la mentalità, manca la cultura oppure proprio non c'è interesse al momento perché va bene così? No, bisogna, credo come tutte le cose della vita, bisogna avere qualche volta il coraggio di osare, e questo però spetta alla politica, perché noi eleggiamo un Parlamento, un Consiglio regionale e chiediamo a loro di avere quel coraggio che come singoli individui a volte non riusciamo ad avere, perché non abbiamo neanche le risorse per poter fare alcuni sogni. E la seconda cosa credo che dobbiamo pensare di uscire da questa mentalità di essere sempre la periferia dell'impero. Io credo che io sono arrivato in Friuli nel 76, quella volta forse eravamo la periferia dell'impero, ma se oggi penso al Friuli Venezia Giulia nel 2022, assolutamente no. Credo che intanto si sono molto spostate, molto dilatate i confini dell'impero. E poi qual è l'impero? Dove? Come possiamo immaginare che tutta l'area balcanica che abbiamo dietro le spalle non sia parte integrante anche dei nostri destini, nel bene e nel male? E Certo. quindi è un po' cambiato, e in questo è importante invece giocarci le carte, cioè essere al confine era una sfiga 50 anni fa, essere al confine oggi, detto confine alla vecchia maniera, forse è una grande opportunità. Ecco, però dovremmo su questo avere infrastrutture, e poi qui aggiungo una nota di colore: dovremmo abituare il più possibile che le nostre scuole, il sistema scolastico sia un sistema che formi i nostri bambini già da subito, da piccoli, all'uso delle lingue straniere e anche all'uso delle lingue dei popoli vicini, che non significa necessariamente che io sia obbligato a imparare lo sloveno o il tedesco, ma se i miei vicini di casa parlano sloveno e tedesco, forse avrò un'opportunità economica a parlare la loro Mm. lingua. Se non lo Io sono voglio fare, perfettamente d'accordo con te. grazie. Non ci eravamo parlati prima, ma penso che Sì. su questo, Anche ecco, perché voglio dire, permetti, ti anticipo io forse una risposta. Va bene insegnare il friulano e ricordare le proprie radici storiche, ma con tutto il rispetto col friulano non si va da nessuna parte. Se non sai il tedesco, l'inglese o come hai detto tu anche le altre lingue che vengono usate a livello internazionale, buttare soldi soltanto sulla lingua friulana non si va da nessuna parte. io posso parlare solo come esperienza personale. Io sono arrivato in Friuli, non sapevo il friulano, quello che ho imparato l'ho imparato parlando con i friulani, Ecco, con la adesso mia abbiamo perso famiglia. anche il collegamento con il nostro ospite. Si vede che ogni volta quando tocchiamo degli argomenti, non so per quale motivo, ma automaticamente va via il segnale. Si vede che c'è qualcosa Eh, nell'aria che Aspetta. frizza, come si dice in questi casi. Omar, ci censurerà qualcuno, ma non sappiamo chi. Senti, per concludere, poi ti lascio una battuta sulle EDR. Eh, Secondo me, se dovessi dirti la mia opinione, sono ancora delle incompiute, cioè siamo in mezzo al guado, bisogna capire, in questo momento non sono né carne né pesce, cioè non fatemi dire che ho nostalgia delle province. Però gira e rigira, il sapore è sempre quello, dai. Sì, ma allora tanto valeva tenerci le province, se era quello. Certo.
Vabbè, poi sai meglio di me, hai un'esperienza politica alle spalle non da poco, sai meglio di me che quando cambia il potere qualcuno gira la frittata, gira i nomi, però per evitare, perché chiamarle province sembra una cosa vecchia, no? Chiamarle DR fa più pandan. Poi c'è da Esatto, capire se poi c'è da capire se saranno elettive o meno, diciamo, fronti che si aprono, forse anche cambiare in bianco, o perché no, magari i trombati che non andranno a Roma o a Trieste troveranno comunque il paracadute per mangiare qualcosa a livello locale. Omar, ti lascio con questa considerazione. Sì, Quando ho cominciato a fare il sindaco, io ero tanto giovane, tra virgolette, parliamo del 1990, le province le vedevamo come un soggetto che sapeva fare poche cose, ma le faceva discretamente bene. La viabilità provinciale, che io ricordo essere stato un fiore all'occhiello delle nostre province, tutti e quattro, onestamente, evidentemente, e l'edilizia scolastica delle scuole superiori e secondarie. Da quando queste cose, poi si è imbarcato a fare altre cose con meno successo, ma queste erano le cose che faceva meglio. Ecco, quei servizi lì erano servizi che erano fatti con razionalità, erano fatti d'intesa con i comuni e davano una risposta ai cittadini, e solo per quello meritava anche pagargli l'indennità al presidente, alla giunta di allora. Il dramma è stato che dopo abbiamo creato per anni dei vuoti, per cui questi servizi che erano fondamentali non li hanno fatti come dovevano, e oggi rincorriamo nuovi soggetti sperando che questi lo possano fare. Ecco, probabilmente, come dire, è una minestra riscaldata, ma preferivo l'originale minestra a questo punto. certo, una minestra furba, come si dice dalle nostre parti. Bene, Perfetto. Giuseppe, grazie, grazie come sempre per la tua partecipazione. Ci terremo in contatto chiaramente, magari prima di fine anno, per fare il punto della situazione direttamente per quanto riguarda ANCI, Feder Sanità, ma già accennato qualcosa nel corso di questa trasmissione. Non resta che augurarti buon lavoro e ci vediamo alla prossima, come si dice. Grazie, volevo ringraziarvi e dire che noi quest'anno festeggiamo anche noi un piccolo compleanno. Ricorrono i 25 anni di Federsanità, per cui se volete, molto volentieri condivideremo con voi anche questo piccolo pezzo della nostra strada. Grazie, se potremo ci saremo, come si dice in questi casi. Grazie a Bene, voi. ringrazio l'ospite, lo lascio, noi andiamo a chiudere e poi tranquillamente staccare Giuseppe senza nessun problema. Vado a chiudere per dire soltanto che insomma questo è stato l'intervento di Giuseppe Napoli, presidente regionale di Feder Sanità ANCI Friuli Venezia Giulia. Non resta che darvi appuntamento per le notizie insomma attraverso il nostro sito web friulitv.net. Cosa dire? Siamo già a ora di cena, buon appetito a tutti e alla prossima. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.